Cari telespettatori, rieccoci insieme. Come ogni venerdì abbiamo Spicci GL del Veneto presenti. Sono venuti chiamati anche da alcune diverse vostre telefonate, alcune mail che ci sono arrivate. Quelle che richiedono soccorso per le pensioni le giriamo sempre alle segreterie, ma parecchi hanno chiesto lumi relativamente alla notizia di questi giorni sul discorso dell'aspettativa di vita e quindi ancor più anni prima di andare in pensione. La maggior parte sono state donne, un po' allarmate, ci sono state diverse domande, perplessità, insomma noi con i nostri esperti vedremo di dare delle risposte e soprattutto, come voi dite, capire come intende muoversi il sindacato. Poi ci sono altre notizie, le avevamo preannunciate, ma ce le racconteranno i nostri ospiti, relative alla famosa sentenza della Corte Costituzionale. Insomma, vediamo un po' come procede, non bene, non bene. Daniele Tronco, segretario organizzativo Spicci GL del Veneto, ben arrivato qui con noi. Speravamo di essere sotto i migliori auspici, invece ai noi. Danilo Toccane, segretario regionale Spicci GL del Veneto, grazie anche a lei di essere qui con noi. Buonasera. Vediamo un po' di affrontare una pensione che va sempre più lontano e i giovani, tra l'altro due giovani ci hanno chiamato dicendo: ma io non trovo lavoro, ma quando mai lo potrò trovare se mio padre deve lavorare fino all'infinito? Sì, diciamo che in questi giorni il governo ha dato corso a una disposizione che era già prevista, diciamo, dalle normative precedenti, in particolar modo il decreto Berlusconi e il decreto Monti, che hanno affrontato il tema sulle pensioni, di riforma delle pensioni, integrato poi dalla normativa introdotta dalla signora Fornero, che ha anche lei messo mano a questo tema dell'età pensionabile di vecchiaia, soprattutto per quanto riguarda le donne, perché la Fornero è intervenuta poi parificando l'età per quanto riguarda le donne. Questo è un tema che noi abbiamo affrontato nel corso del confronto col governo, chiedendo al governo una cosa molto semplice e molto ragionevole anche. Siccome questo meccanismo è un meccanismo che prevede l'ulteriore innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia, che dovrebbe scattare questi nuovi 5 mesi aggiuntivi dal 1° gennaio 2019, quindi abbiamo più di un anno di tempo davanti, avevamo chiesto al governo di fare una riflessione per introdurre un elemento che secondo noi è oggettivamente ragionevole, cioè non si può parlare di attesa di vita, perché questo meccanismo scatta sulla base di un indice Istat che dice che la vita media si incrementa di ulteriori 5 mesi, è stato rilevato dall'indice, e applicare questo incremento intanto in modo univoco sia per donne che per uomini, quando sappiamo che l'attesa di vita è diversa, ma soprattutto non è uguale per quanto riguarda le tipologie del lavoro, perché gli indici Istat certo ci dicono che l'attesa di vita si alza, ma l'attesa di vita è molto diversa se tu hai lavorato 45 anni in un'azienda edile o in fonderia, o anche se hai svolto un lavoro comunque stressante dal punto di vista psicofisico, che è una cosa diversa da svolgere un lavoro invece dove questo stress e questa fatica fisica non c'è. Quindi se qualsiasi persona va a farsi un'assicurazione della vita, quando ti chiedono il premio è rapportato anche all'attività che svolgi, non è un premio unico per tutti. Quindi diciamo che noi ragionevolmente avevamo chiesto al governo di non passare automaticamente dai 67 anni e 7 mesi a 67 anni dal 1° gennaio, ma di introdurre un elemento flessibile che tenesse conto dei lavori gravosi, delle attività, eccetera. Il governo non ci ha dato ascolto, anche se mi risulta che nei giorni scorsi
autorevoli esponenti del governo hanno iniziato a mettere in discussione questo meccanismo automatico, che è non sia una manovra elettorale, che ovviamente, sentendo prossime le elezioni, può anche interessare anche la compagine governativa. Però noi vogliamo stare al merito. La nostra richiesta è che si discuta prima di un modello che tenga conto delle condizioni reali. Va detto comunque, anche per evitare poi, perché ho sentito che c'è molta confusione su questo tema, nel senso che qui non stiamo parlando che tutti dovranno andare in pensione a 67 anni. Quella è la pensione di vecchiaia con 42 anni e 7 mesi di contributi versati, perché se uno ha versato i contributi per un numero di anni, e in alcuni casi, per esempio per i lavori gravosi, questo numero di anni rimane 41 anni, che mi rendo conto che non è poco, perché per noi come sindacato avevamo detto che 41 anni bastano per tutti, nel senso quando uno ha lavorato 41 anni secondo noi è una quantità sufficiente. Insomma. Quindi la pensione di vecchiaia è un conto, la pensione di anzianità è un'altra, sono due cose diverse e che hanno parametri diversi, quindi non è che tutti andranno a 67 anni. Atteso che poi è irragionevole, anche perché se questo meccanismo non si ferma, fino a quanti anni è che uno bisogna lavorare? Infatti, siamo già 3 anni superiore alla media europea. Basti pensare che la Germania, per esempio, i 67 anni per la pensione di vecchiaia lo raggiungerà nel 2030. Nel 2030. Quindi io penso che sia veramente irragionevole. Anche se, voglio dire, qui c'è il rapporto con l'Europa, c'è il rapporto con gli impegni che ci siamo assunti in Europa, ma io penso che questa sia una ragionevole. Poi c'è il tema del ricambio generazionale, se noi continuiamo a alzare l'età non abbiamo più giovani che possono andare. Rispondiamo anche a una signora che ci ha chiamato, che ha detto che lei fa appunto il giovane, sono abbastanza giovane, ha fatto il calcolo e a lei risulta che andrà in pensione, quando ci andrà, a circa 69 anni e tot mesi. Quindi quasi alla soglia dei 70 anni, e sottolineava questo aspetto, perché lei giustamente diceva i lavori usuranti. Io non faccio un lavoro usurante se non psicologicamente tenere questi ragazzi. Vi assicuro che i ragazzi adesso sono molto molto impegnativi, sono impegnativi, tecnologici, eccetera. Io mi immagino a 70 anni come potrò insegnare a dei ragazzi di 11 anni e con che risultati, quindi come potremo essere competitivi con degli insegnanti che non molleranno il posto di lavoro, ma che comunque raggiungeranno delle venerande età. E diceva, ma il sindacato si pone, c'era la funzione pubblica la volta scorsa, forse faceva riferimento anche all'ospite che avevamo in studio, questo problema anche di chi fa lavori non usuranti, ma comunque, o un chirurgo di 70 anni che insomma magari alla soglia di, perché adesso proiettiamo in avanti, adesso chi è giovane è proiettato in avanti, queste sono le proiezioni. Peraltro sono proiezioni che io ho ritrovato anche sul Corriere della Sera, perché sono state varie figure che sono state analizzate ed effettivamente ritorna, ci sarà una veneranda età, insomma. Sì, no, dicevo, intanto anche per non è che il lavoro usurante si intende solo il lavoro manuale, perché qui si possono prendere, perché noi siamo un paese ben strano, no? Cioè gli indici dell'Istat rileva anche le anzianità per tipologie professionali, cioè noi negli indici dell'Istat non è che abbiamo solo l'età media nazionale, possiamo anche ricavare dagli indici Istat le età, diciamo, medie per profili professionali. Quindi si può, e comunque si può affinare un sistema di rilevazione. Per esempio nella proposta che ha fatto il sindacato al tavolo del confronto, per esempio si era inserito la categoria degli insegnanti delle scuole materne e delle scuole, perché anche lì c'è un tema di usura nel tipo. È vero che sul tema dei lavori gravosi
e lì diventa anche pericolo proprio si per la vita delle doveva persone, fare, come dire, un approfondimento che poi è legato. Per alcune tipologie di lavoro è proprio vietato andare oltre una certa soglia di età. Adesso dobbiamo anche renderci conto che noi siamo in una zona delicatissima, perché in alcune tipologie di lavoro, per esempio i lavori in altezza, i lavori con talune apparecchiature, da un punto di vista normativo sulla sicurezza non si possono realizzare, non puoi chiedere a un lavoratore. Quindi c'è tutto un tema. Io penso che c'è bisogno in questa fase di ragionevolezza, soprattutto da parte di chi sta come controparte, diciamo, sul tavolo della trattativa, perché se affrontiamo questo tema, come sento dire da molte persone, dal punto di vista così ideologico, e magari sfruttando lo scontro anziani-giovani, perché questa cosa qua non porta da nessuna parte. Noi siamo come sindacato di pensionati per percorrere una strada, tra l'altro lo stiamo facendo unitariamente. Il 31 avremo un'iniziativa nazionale degli esecutivi delle nostre organizzazioni CGIL, CISL, UIL a Roma che affronterà anche questi temi, perché pensiamo sia necessario dare una risposta, ripeto, senza estremizzazioni, ma con la consapevolezza che non è possibile, diciamo, affrontare il tema così, da un punto di vista burocratico, ragionieristico, perché non è possibile. Ci sono le persone di mezzo, semplicemente. Ci sono le persone di mezzo. Assolutamente. Rispondendo un po' a una domanda, chiedo anche a lei, ma dopo rispondete voi chi è in grado. Ci chiedeva l'Ape Social a questo punto, un signore, è l'unica opzione per andare in pensione? Prima e come, e a questo punto cosa cambia anche per quello? Cosa cambierà? L'Ape Social è uno dei provvedimenti che fanno parte di un protocollo di accordo che abbiamo sottoscritto ancora il 26 di settembre dell'anno scorso, che poi tra l'altro è l'unico capitolo dell'Ape che potrebbe funzionare. Dico che potrebbe funzionare perché l'altra forma di anticipo per andare in pensione, che è la cosiddetta Ape volontaria, quella del prestito in buona sostanza, o quella dell'Ape industriale, non sono ancora completati i meccanismi, l'intelaiatura di come queste due api potrebbero volare. Quindi queste non ci fossero. Queste ancora non ci sono. Si continua ad affermare che comunque la loro decorrenza sarà quella del 1° maggio dell'anno scorso, cioè di quest'anno, ma il punto vero è che mancano ancora di strumenti, mancano ancora di intese del rapporto con le assicurazioni, del rapporto con le banche, oltre che con l'INPS. Quella invece che è in vigore, per la quale, come si è visto, c'è stata una grande corsa da parte della gente nel presentare la domanda, è l'Ape sociale, la cosiddetta Ape sociale. Oggi sorge un grande conflitto perché le disposizioni sull'applicazione dell'Ape sociale fornite dal Ministero fanno sì che solo una piccola parte delle 600.000 domande presentate l'INPS dice essere buone e in procinto di essere accolte, perché appunto non sono state fornite ulteriori delucidazioni sul come questa Ape social, l'Ape sociale, potrebbe o dovrebbe funzionare. Di conseguenza si capisce perfettamente che noi siamo in presenza di una situazione molto complicata. Le ape non volano, come dicevo prima, l'unico strumento che ha funzionato è quello della 14ª mensilità, di cui noi ci vantiamo come sindacato di avere sottoscritto questa prima fase del confronto con il governo. Questa cosa ha funzionato, anzi molte persone non sono ancora a conoscenza di qual è il meccanismo per avere il beneficio della 14ª mensilità
ed è per questo che noi invitiamo quelli che hanno le cosiddette pensioni basse di andare nelle nostre sedi per verificare il reddito ed eventualmente presentare la domanda. Il punto però qual è? Che si è bloccato il meccanismo, perché nel nostro Paese avevamo un'intesa. Cioè, cosa vuol dire si è bloccato il meccanismo? Si è bloccato il meccanismo, signora, perché l'intesa prevedeva, prima fase, e abbiamo sottoscritto l'accordo, la 14ª mensilità, una diversa tassazione di parificazione fra i redditi tassati da pensione o da lavoro, è vero, poi ci doveva essere la seconda fase. La seconda fase è questa. Ora, noi siamo incassati. Noi siamo incassati per una ragione molto semplice, che a Roma c'era il tavolo che vedeva i nostri segretari generali seduti assieme al Ministro del Lavoro Poletti. Il Ministro del Lavoro fu chiamato in Consiglio dei Ministri e in quella sede gli è stato, in buona sostanza, tarpato le ali. Parliamoci chiari. Perché la finanziaria della quale discutiamo, nella quale il Parlamento oggi è impegnato, è una finanziaria non di investimento. Questo è il punto. Perché non ci sono le voci. Se è una finanziaria di 20 miliardi, 15 e moneta di questi miliardi servono per non far scattare l'IVA, vuol dire che ci sono 4-5 miliardi a disposizione per fare che cosa? Per i giovani? Per i bonus? Per l'intervento sulla occupazione? È chiaro che Poletti è dovuto ritornare a quel tavolo e dire: signori, non ho un euro, non ho una lira. Di conseguenza si è bloccato il confronto. Oggi non c'è il confronto, perché siamo in presenza di una scelta strategica che è stata fatta. Per i pensionati nel nostro Paese non c'è niente. E questo per un anno sicuramente. E questo non riusciamo a dirlo, perché quello che diceva Daniele prima è in buona sostanza l'esplicitazione di quelle che sono le richieste o la piattaforma, che dir si voglia, le argomentazioni, le ragioni per le quali noi sosteniamo della giustezza della nostra impostazione. Il punto però qual è? Che comunque c'è un costo da coprire. Questo sindacato ha dichiarato la sua disponibilità. Noi non siamo di quelli che dicono o tutto o niente, o tutto o niente. Le voglio fare un esempio, proprio perché sia chiaro. Noi chiediamo che non si dia corso all'aumento dell'età per l'accesso alla pensione in base all'aumento della prospettiva della vita. E costerebbe 141 miliardi. Brava. Il punto però qual è? Che noi possiamo anche dire che nel corso della trattativa si può anche non procedere al blocco totale. Cioè, dice, valutiamo. Si può anche dire, per esempio, che ci sono figure, come si diceva prima, per le quali il blocco non scatta, lavori pesanti, lavori disagiati, per particolari lavori, sui quali discutiamo. Certo. Si è detto prima, sì, c'è un lavoro pesante, perché in Italia ci sono già alcuni lavori individuati. Il palombaro, per esempio, è un lavoro pesante, già individuato. Lavorare in alcune fonderie è già individuato. Viva! Abbiamo che, per esempio, nelle scuole materne, con i bambini dell'asilo, eccetera, è già individuato. Perfetto. Io guardi, la interrompo un attimo perché l'argomento è importante, richiede tempo, dobbiamo andare in pubblicità. Veramente interrompiamo pochi secondi, poi torniamo su questo tema perché implica dei cambiamenti o delle mancate aspettative che non potranno realizzarsi significativi. A tra poco.